da solo all'altare della patria per ricordare il 25 aprile la liberazione, la nostra forza afferma in un messaggio simbolo per ripartire all'insegna dell'unità. Nessuna celebrazione, cori dai balconi alle 15, casellati alla festa del coraggio. Fico, grazie al sacrificio dei partigiani il mondo politico sia stimolo per uscire dall'emergenza. La testimonianza al TG2 di uno degli ultimi partigiani della Valsesia in Piemonte, sopravvissuto a 2 eccidi. Serve forza di volontà, ce la faremo anche questa volta. Effetto pandemia, prevista una manovra da 155 miliardi, invariata la valutazione di Standard & Poor's sull'Italia. Approvato il DEF, le opposizioni ascoltino le nostre proposte. Sale a 150 il numero dei medici morti dal 4 maggio, via ai test sierologici a livello nazionale a campione. Si lavora per definire le regole per la fase 2, il nodo del distanziamento nel trasporto locale e nell'uso delle mascherine.